Un albergo 4 stelle lusso, una 3 stelle, un appart-hotel e un ostello. E poi 2 parcheggi, spazi commerciali, zone verdi e di raccordo. È irriconoscibile quest'area di 16.000 metri quadri di via Camarcello a Mestre. 2.000 posti letto, poco meno in 2 anni di lavoro. Il primo passo per il nuovo futuro della zona. Parola di sindaco Brugnaro, che a chi è sceso in strada per protestare contro l'invasione degli hotel indirizza questo monito. Poi ci sono gli irriducibili, 40-50 persone, sempre quelli più o meno che si alternano tra Mestre e Venezia, si conoscono tutti, che cartelli e manifestazioni, adesso siamo io credo alla ridicolo totale, insomma, ecco. Io vado avanti per la mia strada, continuerò a costruire la città sempre più bella, a portare investimenti, che siano italiani o stranieri non ce ne frega niente, basta che facciano cose belle e oneste. L'obiettivo è quello di far rivivere Mestre, spiega il sindaco, che lancia la terraferma veneziana in uno scenario aperto agli investitori per un turismo diverso e lontano dal mordi e fuggi. Noi quello che dobbiamo lavorare è che sia una prenotazione lunga, non di un giorno, ma magari di una settimana, di un mese, che vengano più volte, perché qui un modo di conoscere la città e di poter anche in qualche modo viverla appieno, per cui vivere la laguna, la terraferma. Un nutrito gruppo di cittadini dice no a questo progetto, altri cittadini sostengono la riqualificazione. Molto positivo, perché io sono qua da 23 anni e ho visto lo sfacelo più grande che c'era prima, e veder nascere dopo 2 anni e mezzo, 3 anni, non di più, per me è molto bello dal mio punto di vista proprio di pulizia della zona. Camarcello era una zona abbastanza degradata e io passavo spesso perché vado alla CGL. Non mi sembra così male. Comunque Mestre, che potrebbe essere una città così carina, così simpatica, si fanno delle cose nuove, pulite, ecco. Con Brugnaro, il gruppo austriaco finanziatore del progetto, che a Venezia sta già investendo all'ex gasometro e vuole continuare a operare su Mestre. Noi abbiamo programmato ancora fare un'offerta a stazione, a ferrovia, e comprare la 2 edifici, quello che è ancora in vendita i prossimi mesi. Vediamo o usciamo a comprare e fare un bel sito. Avanti su questa strada, spiega il Comune. Chi vuole investire a Venezia, venga. Il Comune abbassa il debito, il Comune dà possibilità ai privati di esprimersi, tutti quelli che hanno investimenti buoni vengono a Venezia, vengono a Marghera, vengono a Mestre, perché questa sarà la città delle accoglienze, la città della possibilità, del fare.